È durata solo 2 turni la fuga solitaria del Matera in testa alla classifica del campionato interregionale di calcio. La sconfitta subita dai biancazzurri a Nardò, la terza in assoluto, ha riaperto alla Cariatese e all'Altamura un discorso promozione che, anche se non chiuso, sembrava avviato ad una soluzione favorevole ai materani, che in ogni caso conservano un punto di vantaggio in media inglese nei confronti di entrambi gli avversari. Al di là della battuta d'arresto, quello che più ha sorpreso, ovviamente in senso negativo, è stata la prestazione dell'11 biancazzurro, apparso demotivato, come se non avesse stimoli sufficienti e validi per puntare a un risultato positivo. Una brutta giornata quindi, che potrebbe anche non pesare eccessivamente se si sapranno trarre gli opportuni elementi di riflessione. La sconfitta del Matera a Nardò, con l'attacco biancazzurro rimasto all'asciutto per la 4ª volta, non è stato comunque l'unico evento di rilievo della settima di ritorno. Da sottolineare anche la vittoria dell'Acri a Tricase, per i calabresi si tratta del terzo successo esterno, e l'esploit della Paolana, che dopo aver ottenuto finora un solo pareggio nelle 12 partite disputate in trasferta, ha espugnato l'imbattuto campo di Francavilla, conservando qualche barlume di speranza nella salvezza. Per una strana coincidenza, proprio le 2 squadre che hanno vinto in trasferta ospiteranno domenica prossima rispettivamente l'Altamura e la Cariatese. L'auspicio è che confermino il loro momento positivo, dando una mano al Matera, che ha in calendario il derby lucano con il Policoro, che nel girone di ritorno sta marciando su ritmi più blandi. Dagli esiti di questi 3 incontri potrebbero scaturire ulteriori elementi di chiarezza nella lotta per la vittoria finale.